Radio Chef, ricette, consigli, interviste ai professionisti e le eccellenze del territorio. Allacciate il grembiule, si parte! Ben ritrovati cari amici in un nuovo appuntamento con Radio Chef. Allora oggi siamo pronti per parlare un po' anche di quello che è l'atmosfera di questi giorni di fine ottobre tra Halloween, ma anche questa è una buona occasione per noi per parlare della zucca, questo ortaggio così versatile che si può proporre in tantissime versioni, ma soprattutto che fa anche bene alla salute. Ma zucca non solo, perché comunque avremo tanti altri suggerimenti che riguardano questo periodo dell'anno. Diamo il benvenuto allora anche a Maria e a Claudia Casarsa, la nostra nutrizionista. Buongiorno. Buongiorno Barbara e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo subito dalla ricetta dei nostri ascoltatori. Qual è la ricetta che proponiamo oggi? Sì, la ricetta è veramente molto interessante. Parliamo dei Blacks con crema di zucca, salsiccia e funghi. Per chi non lo sapesse, i Blacks sono un piatto proprio tipico friulano, sono un formato di pasta, insomma, che si crea. In questo caso li andremo a preparare anche insieme al nostro ascoltatore. Sono simili ai maltagliati, solitamente vengono conditi con il ragù oppure con burro e salvia, ma andiamo a scoprire invece il condimento che ci propone Walter Morotti di Udine, che ci ha lasciato questa ricetta. Tra gli ingredienti per preparare i Blacks proprio 450 g di farina 00, 50 g di farina di grano saraceno che va proprio all'interno della ricetta, 4 uova e una noce di burro. Tra gli ingredienti per il condimento invece 400 g di zucca, 300 g di funghi, ci propone in questo caso pioppini, 2 salsicce, uno spicchio d'aglio, prezzemolo e formaggio stagionato a piacere. Iniziate impastando i Blacks sulla spianatoia fino ad avere un impasto elastico e compatto. Tirate quindi la sfoglia sottile e tagliate i Blacks a seconda della forma che preferite. Potete farli un po' più piccoli oppure un pochino più grandi. Cuocete quindi la zucca in una padella con uno spicchio d'aglio e un filo d'olio e a cottura poi togliete l'aglio e frullate la zucca. Cucinate in una padella i funghi per qualche minuto, poi aggiungete la salsiccia sbriciolata e senza pelle fino alla completa cottura. Cuocete i Blacks, scolateli e aggiungeteli poi nella padella con i funghi e la salsiccia. Unite infine la crema di zucca e amalgamate il tutto. Impiattate aggiungendo il prezzemolo tritato e il formaggio stagionato grattugiato a vostro piacimento. Direi un'ottima ricetta quella che ci propone il nostro Walter Morotti. Benissimo, grazie Walter. Allora, e quindi vediamo se anche la nostra Claudia ha qualche suggerimento in più, oltre a quelli che già vi abbiamo raccontato, che riguardano la zucca. Ma la zucca, oltre a essere così usata come appunto come elemento aggiunto, un'altra idea potrebbe essere anche fatta così con un purè di zucca, cioè un purè di zucca. Quindi al posto delle patate, ad esempio, possiamo sostituire proprio la zucca e proseguire nello stesso modo del purè. Le zucche, come abbiamo visto, esistono di diversi tipi, quindi a ogni ricetta bisogna trovare la zucca giusta. La zucca, che consideriamola veramente, come abbiamo ricordato anche l'altra volta, è il prodotto che adesso inizia proprio la sua vera e propria stagione per tutte le nostre zuppe invernali. Non dimentichiamo che comunque è un importante vegetale di questa stagione che ci aiuta anche un po' a superare anche magari quel malumore dovuto proprio così adesso proprio questa diminuzione delle ore di luce, perché poi contiene triptofano, questo elemento che è un precursore della serotonina, che abbiamo visto essere veramente il neurotrasmettitore così della serenità, perciò non dovrebbe mancare. In più la zucca con il suo colore arancione e le sue proprietà è benvenuta proprio anche per aiutare anche le nostre mucose in questo periodo, per aiutare la nostra pelle, e quindi diventa così anche magari una fonte di protezione per i mali stagionali. Quindi effettivamente forse dovremmo riprenderla molto più spesso nel nostro menù, perché tante volte ci ricordiamo solo ad Halloween della zucca, però ricordiamoci fino a febbraio, perché poi la sua stagionalità arriva fino a febbraio. Sì, assolutamente, anche perché è veramente molto versatile la zucca, quindi è facile inserirla veramente in tantissime ricette, dai dolci fino al salato, ma ne parleremo anche nel corso della nostra puntata, direi. Poi ricordiamo che se ci avanza la possiamo anche congelare, quindi effettivamente poi la possiamo anche prolungare oltre stagione.
Benissimo, e grazie allora a Claudia. Abbiamo parlato di zucca, ma l'autunno non è soltanto zucca, è anche il piacere, insomma, di gustare qualche prodotto del nostro territorio in compagnia. E allora perché non cominciare questa scelta già quando andiamo a fare la spesa? Ve lo raccontiamo noi che siamo andati a sbirciare come sempre e a trarre nuovi spunti dai supermercati Bosco di Trieste. Dove mi trovo oggi? Mi trovo qui ai supermercati Bosco. Una volta di quanto bello sia gustare le delizie dell'autunno. Le giornate si fanno più corte, le serate più lunghe, fa più fresco ed ecco che ritroviamo il piacere di ritrovarci con gli amici, magari a bere un buon bicchiere di vino. Anche d'autunno possiamo scegliere tra le tante offerte qui dei supermercati Bosco, ma anche di quelli che sono i vini autoctoni della nostra regione. Uno dei vitigni più interessanti è sicuramente lo Schioppettino, a bacca nera naturalmente, versatile e moderno, con anche dei sapori che ricordano un pochino la frutta, i fiori, le spezie, un sorso insomma leggero ma non banale, con un punto di equilibrio davvero eccezionale tra la bevibilità e la complessità. Quindi capirete che insomma un vino come lo Schioppettino si sposa molto bene anche con quelle che sono le offerte dell'autunno, dei sapori tra zucca, castagne, ma anche cachi e ancora qualche tardo frutto dell'estate. Abbinamenti interessanti per proporre il nostro territorio. La volta scorsa poi vi abbiamo parlato dei formaggi, dei salumi e di quello che può essere un tagliere autunnale. Se invece preferite un buon bianco, la ribolla gialla si presta benissimo. Anche per questo, un vino versatile che inizia dall'aperitivo e può arrivare per tutto il pasto, che ci racconta proprio delle tradizioni della nostra regione. E poi ci possiamo anche sbizzarrire per un aperitivo originale con le marmellate che ci regala questa stagione, che vanno benissimo anche abbinate per esempio appunto ai salumi, e quindi andiamo di marmellata di pere, marmellata di castagne, di marroni oppure di uva fragola, anche questa una chicca del nostro autunno. E infine, visto che abbiamo parlato di ribolla gialla, non mancano 2 bollicine per ricordarci che anche in autunno possiamo trovare dei momenti di convivialità e di, come dire, leggerezza. E allora perché non abbinare una buona ribolla gialla spumantizzata ai grani del melograno, ai suoi chicchi rossi? Pensate a un meraviglioso bicchiere con la ribolla gialla spumantizzata con sopra questi granuli di melograno che portano anche fortuna. Aspettando quindi il periodo delle festività possiamo già degustare questa bella miscela di bollicine con anche il gusto frizzante, leggermente piccante, forse un po' acidulo del melograno. E allora chi l'ha detto che l'autunno non è una stagione bellissima e soprattutto ricca? Ve lo diciamo noi qui dai supermercati Bosco con Radio Chef. I supermercati Bosco li trovate in tutta la provincia di Trieste, noi siamo qui in via Coroneo, ma insomma sul sito gruppobosco.com trovate anche tutti gli indirizzi e non dimenticate che c'è anche il brico di via Giulia. È tutto qui per gli aggiornamenti della spesa d'autunno, torniamo in studio con Radio Chef. Ciao! Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right? Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it.
Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Eccoci di nuovo in onda con Radio Chef e allora continuiamo a parlare di cucina, di zucca in tante versioni. Una di queste ce la racconta Maria con anche un suggerimento per utilizzare l'acqua dolomia all'interno di sfiziose ricette. A te, Maria. Eh sì, Barbara, come sapete a noi piace usare acqua dolomia nelle nostre ricette, come piace anche a chi sperimenta proprio acqua dolomia da vicino, e quindi oggi abbiamo pensato di unire la magica zucca e quindi il periodo di Halloween insieme ad acqua dolomia, e abbiamo scelto di preparare con voi i pancake a zucca. Per preparare i nostri pancake vi serviranno 200 g di zucca cruda e pulita, 30 g di zucchero di canna, 100 ml di acqua frizzante dolomia, 100 ml circa di latte, 170 g di farina 00, 50 ml di olio di semi, 2 cucchiaini di lievito per dolci e un cucchiaino di bicarbonato. Iniziate cuocendo la vostra zucca al forno, vi basterà tagliarla a pezzettini, chiuderla nella carta stagnola e metterla direttamente in forno a circa 200 gradi per 20 minuti. Aggiungete poi alla vostra zucca, che sarete andati a schiacciare con la forchetta, un po' di acqua alla volta e otterrete una crema liscia e omogenea. Unite al composto la farina, lo zucchero, il lievito e il bicarbonato, e poi aggiungete il latte. A questo punto avrete ottenuto il vostro impasto cremoso e liscio. Ricordatevi di unire anche l'olio, infatti lo vediamo anche nella nostra diretta video. Copritelo e poi preparatevi a cucinare. In una pentola, noi in questo caso abbiamo preparato dei pancake anche a forma di cuore, ma in occasione di Halloween potreste preparare anche dei pancake a forma di zucca se volete far divertire anche i più piccini. Mettete un po' di impasto all'interno del vostro stampino e poi lo girerete e andrete a condire insomma i vostri pancake con dello sciroppo d'acero, oppure con del miele noci, anche sono ottimi questi di zucca, oppure direttamente con dello zucchero, una spolverata di zucchero a velo, e quindi i vostri pancake alla zucca sono prontissimi. Acqua dolomia infatti vi aiuta a fare dei pancake sofficissimi, soprattutto se utilizzerete l'acqua frizzante, e potete provarla veramente in tantissime ricette, dai dolci ai salati. E poi i pancake sono ottimi, adesso lo chiederemo anche alla nostra nutrizionista, per una colazione oppure un brunch sia dolce che salato, quindi si abbinano benissimo a tutti gli ingredienti. Benissimo, e allora grazie Claudia e grazie Maria per questa ricetta. Invece Claudia, con te parliamo di un altro aspetto che riguarda questo passaggio di stagione, che è il cambio dell'ora. E in questo caso anche la nostra alimentazione o quello che mangiamo ci può aiutare per un passaggio più graduale. Assolutamente sì, perché poi ecco, lo stile di vita è sempre importante, deve essere insomma uno stile di vita così equilibrato, e alla fine ecco, diciamo che anche andare indietro di un'ora non ha questo grandissimo effetto jet lag, però magari ci potrebbe così dare delle problematiche. Allora sicuramente l'alimentazione è quella più corretta quando parliamo proprio della nostra dieta mediterranea,
mediterranea più classica, quindi insomma cercare quindi di mangiare comunque frutta, verdura e cereali. Diciamo che poi per il buon umore, come abbiamo ricordato, magari inserire più alimenti che hanno il triptofano che abbiamo già ricordato, alimenti che lo contengono sono ad esempio anche il cioccolato fondente, ma possono esserci magari anche nelle banane, comunque nelle carni. E poi non dobbiamo dimenticare mai l'equilibrio con i carboidrati, con anche devono essere presenti nella nostra alimentazione anche le vitamine del gruppo B, che sono abbastanza così diffuse in tutti gli alimenti, e il ferro. Ecco, con questi 3 elementi diciamo che questo aminoacido, questo triptofano precursore della serotonina, diventa effettivamente serotonina. Alimentazione varia, dove dobbiamo inserire anche legumi, dove dobbiamo appunto non dimenticarci, ecco, del pesce, perché poi anche con i suoi grassi buoni ci aiuta un pochino a superare magari meglio anche quegli stati così di minima depressione. Per quanto riguarda poi il cambio dell'ora, la cosa che ci tengo, ecco, così un pochino consigliare è anche quello magari di anticipare, magari regolarmente di qualche minuto, a partire già da oggi magari, così anticipare un po' i propri orari e quindi abituare il nostro organismo. Ricordiamoci, noi abbiamo un orologio interno, il nostro orologio massimo, il nostro clock, l'orologio che nel cervello ci regola così i ritmi circadiani. Di recente è stato scoperto che questi orologi biologici sono un po' diffusi dappertutto, anche nello stomaco, nell'intestino, e per quello che ogni tanto noi magari così siamo un attimino regolati anche da loro, e quindi cerchiamo sempre di stabilire, ecco, di mantenere una regolarità anche negli orari. Questo è importante. Magari giochiamo un po' d'anticipo, quindi anche quando andiamo magari adesso a letto cerchiamo di avere le nostre regolari ore di sonno. Un'ora indietro non dovrebbe comportare grosse problematiche. Benissimo, suggerimenti molto utili. Il nostro intestino, come dicevi tu, ci può dire molto molto di più di quello che sembra. Invece noi siamo pronti anche per darvi altri consigli, non solo che riguardano il relax, ma anche per dei momenti di convivialità, e ancora proprio per gustare la zucca con i suoi giusti abbinamenti. Per questo siamo andati proprio da Birra Campagnolo. Sentiamo un po' che cosa abbiamo da raccontarvi questa settimana. Beh, il bello dell'autunno sono anche i colori, in particolare in questo periodo in cui ci avviciniamo ad Halloween, la festa della zucca, per così dire, ma anche un passaggio tra la parte più calda dell'anno a quella invece invernale. Però tante occasioni in più per stare insieme in compagnia e magari scaldarci anche qui al Beer Garden di Birra Campagnolo. Esattamente, sì, hai detto già l'incipit benissimo. Infatti oggi vi facciamo vedere come effettivamente abbiamo allestito qualche posto all'interno qui nel nostro punto vendita, che è appunto 1 metro dal Beer Garden, quindi da dove stavamo parlando le ultime volte, che insomma c'erano delle giornate un po' più calde, un po' più favorevoli come meteo. Il nostro Beer Garden è comunque aperto per chi volesse rimanere seduto fuori, insomma, e alcuni tavoli sono anche riscaldati, quindi se volete potete godere ancora di qualche bella giornata all'aperto, sempre riscaldandovi sia con le stufe che abbiamo installato sia con qualche buona birra. E se invece volete venire all'interno, assolutamente potete, come vedete io e Barbara siamo già sedute qui e potete gustare le nostre birre alle spine in bottiglia come sempre, e anche qualche specialità tipica del nostro Friuli Venezia Giulia. Esatto, soprattutto il Friuli Venezia Giulia è bellissimo da visitare anche in questo periodo dell'anno, tra i colori dei boschi, del Carso oppure del Coglio e non solo, tra le varie strade dei vini e dei sapori che propone anche Promoturismo FVG, di cui anche Birra Campagnolo fa parte, giusto? Esattamente, facciamo parte di Strada del Vino e dei Sapori, e è un'iniziativa particolare e diciamo anche a noi cara, perché permette di far conoscere delle specialità del nostro territorio,
sia a chi ci vive come noi, sia anche a turisti che vengono nella nostra bellissima regione. E infatti qui abbiamo messo un po' in tutte le lingue, c'è anche in tedesco, proprio perché ci sono anche moltissimi nei nostri vicini dell'Austria e della Germania che vengono ad apprezzare la nostra regione, e qui possono trovare, qui da noi, ma non soltanto da noi, c'è un'infinita lista di persone che hanno aderito alla strada del vino e dei sapori. E qui da noi e da tanti altri potete gustare delle specialità del nostro territorio, inteso come Friuli Venezia Giulia. Ci sono formaggi del territorio di Trieste, salumi del Friuli, in provincia di Udine, in provincia di Pordenone, c'è qualcosa della provincia di Gorizia, insomma c'è un po' di tutto. È vero, e allora la regina anche delle nostre tavole invece in questo periodo è la zucca, e con i piatti di zucca si abbina molto bene anche quale delle tipologie di birra Campagnolo. Abbiamo pensato anche a questo, visto che insomma domenica è Halloween, e quindi magari se qualcuno di voi vorrà allestire a tavola un pasto a base di zucca, che a me piace tantissimo, ne vado veramente matta, mi piace in tutti i formati, in tutte le salse. Io ho pensato di abbinare, perché lo farò io stessa, birra Refolo, che ce l'avete qui. E Eccola questa qui. birra è una birra di cui parlo spesso perché è una delle mie preferite, è una birra nera, del colore nero, ed è un colore che viene dato dall'utilizzo del malto tostato, che la rende anche particolare al gusto, proprio perché ricorda un pochino le note del caffè, quindi delle note tostate. Secondo me con la zucca si abbina molto bene perché è un po' amara e accompagna bene la zucca, che invece è dolce. E può stare molto bene anche con la frutta secca, che in questo periodo secondo me è un'altra grande insomma, alleata, diciamo, e può stare molto bene secondo me in un abbinamento che ho già provato, che è il risotto con la zucca e l'amaretto, che è veramente buonissimo e con questa birra si sposa perfettamente. Fantastico, lo proveremo. Allora intanto Martina vi aspetta qui nel Beer Garden di Birra Campagnolo, anche in queste affascinanti colorate giornate d'autunno. Ci vediamo. Benissimo, e anche questa volta da Birra Campagnolo, insomma, abbiamo potuto realizzare tantissime idee, ma anche raccontarvi dove trascorrere delle giornate d'autunno in allegria, magari, perché no, dopo una passeggiata tra i colori dei boschi. Invece, a proposito di Birra Campagnolo, che come sempre ha anche tante realizzazioni di artigianato, l'autunno con le foglie colorate, le passeggiate nei boschi, ci offre anche tanti spunti per il fai da te, Maria. Eh sì, veramente tantissimi. Come hai detto bene, ci sono tantissimi lavoretti da fare magari in casa, anche con i più piccoli, che in questo periodo con i colori dell'autunno tirano fuori veramente tutta la loro creatività, e quindi noi ci affidiamo sempre agli esperti per scegliere l'utensile giusto, anche magari per qualche lavoretto, dicevamo, fatto in casa con i più piccoli, ma anche in questo periodo magari con il cambio di stagione anche nell'armadio, oppure con dei piccoli lavoretti che si fanno proprio in casa per apporre qualche miglioramento. Ci vuole il nostro utensile, che noi andiamo a ricercare da Fila Utensili in Atisone, che ritrovate sulla strada Cividale Peroleis, presso la zona artigianale Leproso di Premaiacco, e sul sito afilautensili.com. Potrete trovare veramente tantissimi utensili, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico, e ancora utensili per il taglio del legno, metalli, plastiche, hobbistica, casa ristorazione e boschivi. Quindi tutto quello che vi serve per il fai da te, l'hobbistica, ma anche la cucina. Ed è anche per questo che ritornerei un attimo al nostro argomento brunch e colazioni, per proprio chiedere dall'utensile giusto alla zucca, passando anche per acqua dolomia, come preparare magari un buon brunch, e se Claudia proprio ha delle idee anche partendo dal dolce al salato per il nostro brunch o una nostra colazione diciamo abbastanza neutra, dal gusto che ci piace di più. Allora, per quanto riguarda appunto i pancakes, questa è una delle idee più belle, perché poi alla fine sono veramente molto versatili, basta regolare un pochino magari il contenuto di zucchero, ed ecco che passano così da essere usati dal dolce, con ad esempio delle buone marmellate o lo stesso sciroppo d'acero, oppure ecco che magari li possiamo con un pochino meno zucchero utilizzare come brunch salato. Poi altre idee, insomma, abbiamo sempre i nostri toast e quindi del buon pane tostato, che è molto così, molto versatile. Magari rispolveriamo, ecco, un pizzico così, una curiosità, andiamo in cerca magari di pani un po' speciali fatti con i nostri grani antichi, perché così magari ci possiamo accorgere di sapori nuovi, che poi sono sapori
vecchi, quindi così dimenticati e che magari possiamo rispolverare anche in questo periodo. Beh, ma poi abbiamo parlato anche di zucca nel nostro ultimo show cooking insieme al pastry-chef Alessandro Giudici lo scorso fine settimana, e abbiamo preparato insieme anche un pane alla zucca, quindi se volete provare a sperimentare anche questa variante magari per il vostro brunch e non solo, anche per qualche pranzo, cena, insomma date sfogo alla vostra creatività e provate a preparare anche il pane alla zucca, oppure una torta alla zucca o i biscottini alla zucca che abbiamo preparato con lui e che trovate con la ricetta completa anche sul nostro sito radio.0.it. Ma dato che la nostra Claudia è anche una grande amante dell'ambito americano, c'è una bella ricetta che arriva proprio da quelle parti, insomma, e che parla anche questa di zucca. Stiamo parlando del pumpkin spice latte. La cucina italiana ci accompagna proprio a scoprire anche la ricetta di questa bevanda che assomiglia un po' a un cappuccino, ma è preparata proprio con l'utilizzo della zucca. In realtà nella ricetta originale la zucca non c'era, è stata poi aggiunta, ma si chiamava spice anche per il mix di spezie tipiche della stagione autunnale che venivano inserite all'interno, quindi parliamo di cannella, di noce moscata, di chiodi di garofano, di zenzero, che conferiscono quell'aroma un po' inconfondibile. Nulla vieta però di aggiungere anche la nostra zucca al preparato per renderlo più dolce e più gustoso. Infatti sapete che la zucca contiene degli zuccheri, appunto, che possono andare un po' a dolcificare il composto. E proprio anche per questo mix di spezie la bevanda è ricca anche di proprietà benefiche, e quindi diamo il via alla nostra ricetta del pumpkin latte. Per prepararlo in casa, dicevamo, procuratevi caffè, latte che potete scegliere come bevanda vegetale oppure latte vaccino, 100 g di zucca, zucchero e spezie. Come dicevamo, potete scegliere tra cannella, noce moscata, chiodi di garofano, zenzero, ma potete fare anche un mix di queste. Per prima cosa occorre preparare la purea di zucca. Come vi abbiamo raccontato per i nostri pancake, potete tagliarla a pezzettini, chiuderla in carta alluminio e metterla direttamente in forno fino a ottenere, insomma, una zucca morbida che potrete poi frullare ottenendo una purea. Preparate poi del caffè nella moka oppure un caffè espresso, e nel mentre mettete a bollire il latte in quantità doppia rispetto al caffè. Aggiungete quindi la purea di zucca e lo zucchero a piacere, ogni tanto mescolate con il cucchiaio per sciogliere eventuali grumi. Unite quindi il caffè al latte con la purea di zucca e aggiungete infine le spezie. Il vostro pumpkin spice latte è pronto. Claudia, quindi cosa ne pensi anche di questa ricetta? Questa ricetta è veramente, insomma, così originale. Ricordo, visto che hai nominato che, insomma, ho un po' ancora questa nostalgia dell'America, diciamo che la pumpkin pie, cioè la torta proprio di zucca, è tipica di questo periodo. Infatti è questa base che è una specie di, insomma, una base così, una crostata che viene proprio riempita, cioè questa farcitura fatta proprio con una purea di zucca e panna e spezie, e poi passata tutta in forno. In effetti è la torta tipica della festa di Halloween, che poi ricordiamo appunto è una festa celtica irlandese importata poi negli Stati Uniti. Se volete poi farci sapere qual è la vostra ricetta alla zucca preferita, scriveteci anche alla nostra mail radiochef@radio.0.it oppure sui nostri social, e saremo felici di condividere con voi anche magari dal punto di vista nutrizionale la vostra ricetta, oppure condividerla direttamente anche con i nostri ascoltatori. E invece noi torniamo tra poco, parleremo anche della realtà che riguarda gli allevamenti, gli allevatori del Friuli Venezia Giulia e la produzione del formaggio, e poi invece ci sarà il nostro calendario lunare, ma anche qualche idea per depurarsi in questo periodo dell'anno. Torniamo tra pochissimo con Radio Chef, continuate a seguirci. Radio Chef torna tra poco. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? You're lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà!
voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Tell me what's your motive tonight? Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight? Tell me what's your motive tonight? Will I end up right? Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Bentornati in studio con noi a Radio Chef. E allora, tra poco abbiamo promesso di parlarvi di allevatori, di formaggi, di queste realtà della nostra regione. Prima però di passare al nostro calendario lunare, un suggerimento che riguarda proprio la depurazione con le tisane, un piccolo programma detox che potete provare per depurare insomma il vostro fegato e un po' anche l'organismo, abbinando diverse tisane. In questo modo, grazie a questo piccolo così trucco disintossicante, potrete affrontare meglio l'inverno. Praticamente in queste 3 settimane andrete ad abbinare in certe giornate diversi tipi di tisana. Nella prima settimana, per 3 giorni, prenderete la vostra tisana di ortica. Poi farete 4 giorni con una tisana amara di carciofo che aiuta per un efficace drenaggio. La seconda settimana invece ogni sera andrete di tisana di cardo mariano che rigenera il fegato. Nella terza settimana vi fate preparare in erboristeria una tisana a base di cumino, curcuma, tarassaco, cardo mariano e menta, tutti in pari quantità. Un cucchiaio di miscela in 250 ml di acqua bollente e andrete a berlo durante la mattina per completare quel ciclo di tisane e di depurazione. E allora, adesso che siamo ben depurati, possiamo tuffarci nel magico mondo dei formaggi. Sentiamo cosa ci ha raccontato Maria questa volta e soprattutto dove si trova. Eccoci Barbara, mi sono vestita a dovere per entrare proprio nel laboratorio dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia. Mi trovo infatti insieme al responsabile del laboratorio, Marco Tavan, che ci accompagnerà in questo percorso all'interno, un percorso veramente molto inedito. Io ho già avuto qualche anteprima, ma adesso vi vogliamo proprio trasportare nel lavoro pratico dell'Associazione Allevatori. Marco, intanto buongiorno. Buongiorno a voi, benvenuti. E iniziamo il nostro percorso proprio dall'accettazione dei prodotti. Certo, allora questa è la prima parte del laboratorio. Abbiamo l'accettazione dove i clienti consegnano i campioni che sono destinati all'analisi e i colleghi danno un numero a questi campioni, lo identificano con un numero e all'interno del laboratorio questo campione circolerà con un numero, quindi il collega che esegue l'analisi non sa di chi è questo campione per un discorso di terzietà. I campioni poi vengono disposti nei frigoriferi
e dai colleghi che fanno l'accettazione potete vedere qua un esempio di campioni che sono in attesa di essere analizzati, e oltre ai campioni ci sono anche dei provini inviati dal laboratorio centrale dell'AIA che ci servono per il controllo delle apparecchiature, perché le apparecchiature ovviamente devono essere tarate e vengono verificate con una costanza giornaliera in modo tale da garantire un'elevata accuratezza del dato. E il laboratorio è nato come laboratorio analisi latte, poi si è evoluto negli anni e adesso analizziamo anche campioni di carni, di acque, quindi siamo passati da analisi propriamente chimiche anche ad analisi microbiologiche per ottemperare a quello che le normative europee richiedono per garantire la sicurezza alimentare. Le tipologie di campioni sono analisi controlli funzionali, analisi pagamento latte e analisi per l'autocontrollo aziendale. Adesso io vi introdurrei nei vari settori dove si eseguono le analisi, così potrete vedere come viene eseguita l'analisi e quali sono anche i controlli che il laboratorio sottopone nelle apparecchiature al fine di garantire un'elevata accuratezza della qualità del dato. Molto importante. Intanto volevo chiederti chi lavora all'interno del laboratorio, quali sono insomma le figure che lavorano, intanto mi sposto qui da voi. Allora, noi abbiamo colleghi diplomati e laureati in discipline tecniche, tecnico-scientifiche, quindi abbiamo laureati in scienze e tecnologie alimentari, in agraria e in scienze della produzione animale. Queste sono le principali lauree, poi abbiamo anche diplomati in materie tecniche, insomma per garantire anche una conoscenza che insieme alla competenza che poi maturano durante l'attività lavorativa, questo permette di avere un personale altamente qualificato che è necessario per operare con attrezzature all'avanguardia come quelle che potete vedere qua, che possiamo dirlo abbiamo solo noi in Friuli, potete vederle operare anche, se la collega fa vedere mentre analizzano, le abbiamo solo noi in Friuli e sono apparecchiature che permettono di analizzare una serie di parametri, dal grasso alle proteine, al lattosio, una serie di parametri chimici, poi potete vedere qua anche i vari parametri che analizziamo, e per ciascun campione, e danno un risultato in tempo reale, oltre a garantire un'elevata performance di analisi. Una cosa di fondamentale importanza per un laboratorio che fa che analizza circa 1200 campioni di latte al giorno. Per ogni campione riusciamo a garantire anche 10-15 parametri, solo per dirvi diciamo così, cosa può offrire in termini analitici il laboratorio con apparecchiature avanzate come queste. Wow. Adesso vedete la collega, la dottoressa Giacometti, mentre opera, mentre esegue l'analisi. I campioni sono codificati con dei codici a barre in modo tale da garantire che ci sia corrispondenza tra il campione e l'animale da cui è stato prelevato il latte. E ovviamente questo sistema informatico garantisce di ridurre al minimo gli errori. Wow, veramente super interessante, un percorso che stiamo conoscendo passo dopo passo, quindi proprio grazie anche alle vostre spiegazioni. Il dottore diceva vedere, perché naturalmente poi sui nostri social potrete andare a rivedere questa diretta, entrare insieme a noi proprio con le immagini all'interno del laboratorio. Il nostro percorso continuerà. C'è intanto qualcosa con cui volevamo chiudere questa prima parte del nostro viaggio in laboratorio, Marco? Sì, una delle cose importanti che insomma è una peculiarità del nostro laboratorio è che quando il cliente ci consegna un campione di latte perché deve eseguire delle verifiche, delle analisi, noi siamo in grado di garantire di fornire il dato entro la sera stessa dell'analisi. E questa è una cosa importante perché chi ha allevamento e quindi ha aziende che hanno produzione di latte hanno la necessità di sapere già la sera stessa, in tempi molto brevi, qual è il risultato del loro prodotto, perché voi capite benissimo che il latte è un prodotto facilmente deperibile e quindi è di fondamentale importanza che noi garantiamo un dato il più presto possibile, un dato rapido, ecco. Molto importante. Grazie quindi a Marco dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, proprio responsabile del laboratorio, per averci portato in questa prima parte del percorso che vi ricordo continua ancora la prossima settimana qui a Radio Chef, ma intanto avete veramente visto e ascoltato dei percorsi inediti insieme a noi qui a Radio Chef, qui su Radio.0, quindi noi ritroveremo Marco nella prossima puntata. Intanto grazie e un buon lavoro a tutti voi. Grazie a voi.
Benissimo, molto interessante questo viaggio, Maria, e noi allora chiudiamo dopo questo interessante approfondimento con il nostro calendario lunare. E allora, cari, siamo arrivati così alla fine di questo mese di ottobre, siamo anche all'ultimo quarto della nostra fase lunare del momento, e proprio oggi inizia l'ultimo quarto di luna calante e vediamo che cosa vi suggeriamo di fare proprio in questi giorni. Beh, innanzitutto dedicatevi alla ginnastica mirata, quindi se dovete tonificare qualche parte particolare del vostro corpo, bene, questo è il momento giusto per farlo. E poi da oggi fino al fine settimana saranno splendide giornate per l'amore, per la vita di coppia, per trovare la persona del cuore, per coltivare le amicizie e gli affetti, e infine giornate ottime anche se avete deciso di cambiare taglio di capelli, se volete cambiare look, oppure se volete andare a tagliare i capelli e sperate che questo taglio possa durare il più a lungo possibile. Mentre la giornata di domenica 31 ottobre, giorno appunto di Halloween, il consiglio è quello di dedicarvi proprio alla fitoterapia, quindi potrebbe essere una buonissima giornata proprio per intraprendere un percorso depurativo con le tisane come vi abbiamo suggerito, e poi anche in questo caso avremo ancora buone giornate per dedicarci al taglio dei capelli. Veniamo all'inizio del mese di novembre, mese che parte proprio con la luna calante e che arriverà invece, la luna piena la vedremo il 19 novembre. Torniamo alla nostra luna calante, il mese inizia con la raccolta dei funghi. Se appunto vi dedicate a raccogliere i funghi e poi prepararli in sfiziose ricette, beh, la giornata di lunedì sarà la giornata perfetta per questo tipo di attività. Mentre il 2 e il 3 novembre saranno ottime giornate per l'armonia di coppia, quindi bene se fate una vacanza, per esempio approfittando del ponte, o se volete dedicarvi a qualche attività da fare insieme, una passeggiata o qualsiasi altro progetto da portare avanti, ma molto bene anche per la cura del guardaroba, quindi se ancora non avete fatto il cambio di armadio potrebbero essere i giorni giusti. E infine possiamo anche dedicarci alla pulizia dei vetri, che è sempre un po' particolare, soprattutto in questo periodo dell'anno dove abbiamo un po' il timore di dire ok, mi dedico a lavare le finestre, però poi piove. Beh, il nostro almanacco, il calendario lunare, ci dice che questa giornata del 2 e del 3 novembre saranno giornate buone per dedicarsi alla pulizia dei vetri. Quindi noi vi abbiamo aggiornato. Se avete voglia e piacere di seguire la natura in quelle che sono le attività che portate avanti, noi con il nostro calendario lunare vi diamo qualche suggerimento in più. E allora siamo arrivati quasi in chiusura. Maria, che cosa volevi aggiungere? Ti ho visto quando dicevi del cambio di armadio che mi hai guardato, perché mi sono sentita proprio presa in causa. È un dilemma esatto, che ai noi esatto, tormenta tantissime persone, anche Claudia. No, io volevo aggiungere, ecco, veramente, visto che come superare appunto questo magari passaggio dell'ora. I suggerimenti sono stati utilissimi, interessantissimi, perché appunto aiutare il fegato a stare meglio sicuramente ci fa recuperare prima questa mancanza di energia stagionale. Poi praticare l'attività fisica, oppure anche associarla ad esempio ad altre che abbiamo già suggerito anche nelle scorse puntate, no? Delle pratiche rilassanti, può essere yoga, meditazione, tutto questo veramente ci può aiutare veramente a superare questo cambio dell'ora, questo ritorno alla nostra ora solare. E non dimentichiamo infatti che poi mangiare frutta e verdura ci fa assumere proprio vitamine e sali minerali che aiutano l'organismo a superare proprio questa fase. Dici molto bene, Claudia, ma approfitto anche per ricordare un altro aspetto importante che tu sicuramente condividerai con me. Noi parliamo di tisane, di erbe, tisane naturali, parliamo di spezie, però ricordatevi sempre che si tratta di principi attivi proprio come quelli che si usano nelle medicine, in sostanza sono naturali, però comunque il contenuto è quello, per cui fate sempre attenzione, ma cercate di attenervi alle indicazioni se le avete. Se non le avete, rivolgetevi al vostro erborista, al vostro nutrizionista in questo caso, esatto, per le dosi giuste. Sì, anche poi soprattutto allora le tisane e gli infusi in cui è anche più diluita, attenzione, non assumete integratori e concentrati, soprattutto di preparati anche a base di melatonina. Molto spesso adesso magari c'è un po' un abuso visto il cambio dell'ora, e stiamo veramente attenti, perché poi ecco, insomma, si può andare in sovradosaggio per alcuni principi attivi. Soprattutto ci possono essere magari può essere entrare in sinergia con altri farmaci
Esatto, quindi insomma sempre un po' di accuratezza, come sempre il troppo stroppia, quindi anche in questo caso la giusta dose. Noi appunto vi abbiamo suggerito proprio le indicazioni corrette da assumere in questo caso. Ovviamente se avete qualche sensibilità in più, anche in questo caso meglio consultare un esperto per essere sicuri di fare la cosa giusta. E poi buon divertimento, insomma, godetevi i profumi dell'autunno e anche i piaceri che comunque questa stagione ci riserva. Un buon tè in compagnia degli amici, una pausa relax tra i colori autunnali, una passeggiata per meditare e cacciare via i pensieri. Con questo noi vi lasciamo, vi auguriamo un buon fine settimana. Se appunto volete recuperare qualche suggerimento anche sulla zucca, rivedete la nostra diretta di sabato scorso da Serra Berzot con Alessandro Giudici. E poi seguiteci sui social, su Instagram, su Facebook, su YouTube, trovate tutte le nostre puntate, e sul nostro sito radio.0.it tutti gli articoli e le ricette di Radio Chef. Grazie per essere stati con noi, grazie Maria, grazie Claudia per grazie i consigli. E grazie ovviamente a Igor da Milano, la regia video. Buona giornata a tutti con Radio Chef, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.